Sono due delle semifinaliste che giovedì si giocheranno l'accesso alla finale di Coppa Italia, ma vivono due situazioni di classifica e di forma completamente differenti. Il Football 8 non vince da 5 giornate, anzi viene da 5 sconfitte consecutive, mentre il CJ, prima di arrendersi la scorsa settimana al Cotton, aveva inanellato 7 successi consecutivi, 26esima di Serie A. Alla Stella Azzurra va in scena Football 8 Roma Nord contro CJ. Sarà il CJ a giocare il primo pallone del match. Fischio d'avvio che arriva in questo momento. Si parte subito con la botta di Giuliani verso la porta avversaria. Non viene chiamato in causa D'Angelo, ma c'è stata una deviazione secondo il direttore di gara. Dunque subito angolo in favore degli ospiti. Battuta verso il centro. Sfera che rimane pericolosamente lì, conclusione dalla distanza di Codignoli, una deviazione. È stato Giuliani l'ultimo a toccare. Si spegne ora sul fondo la sfera e dunque può andare D'Angelo a rimettere in gioco con le mani. In questo momento Football 8 che può giocare il primo pallone del proprio match, già perso, lo recupera Simone Tortosa. Perde però un rimpallo, Codignoli in avanti. Giuliani si impossessa della sfera, prova ad andare via. Defilato sulla sinistra, arriva il raddoppio di Tortosa che lo costringe ad accontentarsi della rimessa laterale. Incarico lasciato al numero 10 Starace che va a giocare corto. Eusepi recupera la sfera, prova a mettere in movimento Tortosa sull'out di destra. Tortosa guadagna la rimessa laterale, battuta ora verso Eusepi che va lungo, porcacchia in anticipo. Fa buona guardia, rispedisce al mittente il pallone, rimessa laterale per il Football 8. Il numero 2 ha ricominciato da dietro, poi pallone in avanti, ma sfera già recuperata dagli ospiti che provano subito a verticalizzare verso Giuliani, anticipato stavolta. Tortosa prova ad andare via, salta un avversario, calcia col mancino, risponde presente Boni. Prova a ripartire Mirante che va in verticale da Giuliani, si gira Giuliani, attaccato, gli viene sottratta la sfera dal puntuale intervento in anticipo del numero 6 Brunetti, poi possibilità ancora per il CJ, pallone all'indietro, Eusepi intercetta, gara partita a un ritmo piuttosto alto. Eusepi ancora a combattere su questa sfera, riesce a tenerla in campo e a mettere in movimento un compagno che va via sulla sinistra. Fa buona guardia alla difesa del CJ che può ripartire da dietro. Attenzione al retropassaggio sbagliato, possibilità per il Football 8 e risponde Boni che mette in corner. Prima disattenzione difensiva del CJ, prima conclusione verso la porta avversaria del Football 8 dopo 2 minuti. Corner di cui si incarica Tortosa che va sul secondo palo dove arriva Natalucci che con la botta colpisce un suo compagno, possibilità ancora per Codignoli che va via benissimo in mezzo a due. Poi Brunetti in anticipo di sottrarre la sfera, perde un rimpallo Brunetti, non guadagna neanche la rimessa laterale nel contrasto con Perucca. Perucca con le mani, la sponda di testa di Giuliani che però non trova su quella fascia Daniele Tisei. Eusepi va in verticale a cercare il movimento del numero 9 Palma che però non può arrivare su questa sfera grazie anche alla buona guardia di Porcacchia. Codignoli, il play del CJ, va a giocare sulla destra per Tisei che scambia ancora con Codignoli. Va via da Eusepi, Codignoli pensa al destro, poi finta la conclusione, scarica su Tisei, ancora Codignoli con la punta, la risposta di Natalucci, pallone buono per Starace, si combatte poi il fallo del numero 10 del CJ e dunque calcio di punizione in favore del Football 8, ottima trama quella imbastita da Codignoli e Tisei pochi istanti fa, conclusione che però non ha trovato la porta avversaria poiché deviata. Brunetti, Tortosa gioca sulla destra
con il numero 2 Forconi che guadagna una rimessa laterale di cui va proprio lui a incaricarsi, gioca con Eusepi, Codignoli intercetta, allora Giuliani spara alla porta, scarica, ancora un retropassaggio, Porcacchia in verticale, Mirante finta di calciare, opta per un cambio di gioco, Tisei, Perucca, poi Daniele Tisei ancora per Perucca che ricomincia con calma, non ha fretta, il CJ che cerca di trovare il varco giusto senza forzare la giocata, anticipo di testa di Natalucci che mette in fallo laterale, Tisei alla battuta, capisce tutto Eusepi, poi lo scarico di Palma, buono il pallone per il numero 10 del Footballate che può avanzare a larga sulla destra, ma c'era stato un tocco duro ai suoi danni, calcio di punizione per il Footballate Roma Nord. Vittorini sul punto di battuta, la rincorsa del numero 10 che va col destro ma schiaccia troppo, sfera ancora buona per la rovesciata di Natalucci che in acrobazia prova a rimettere il pallone verso il centro dell'area ma non ci riesce, nulla di fatto, può ripartire la formazione ospite in maglia nera con Mirante che ora ha spazio sull'out di sinistra, avanza palla al piede Mirante, pensa addirittura alla conclusione in due tempi, D'Angelo blocca. Eusepi va a giocare centralmente con Palma, si chiude l'1-2. Recupera la sfera il CJ. Tisei in verticale per Giuliani, anticipato da Brunetti che poi trova in verticale ancora un compagno. Si tratta di Vittorini che prova a liberarsi, non ce la fa. Possibilità allora per Codignoli che trova un compagno al centro dell'area. Si tratta di Giuliani, si gira Giuliani che calcia e col rasoterra trova il vantaggio per il CJ. Era scivolato Brunetti che non è riuscito dunque a marcare il terminale offensivo della formazione ospite che si porta in vantaggio dopo 7 minuti. Forconi, Tortosa, attaccato. Guadagna un calcio di punizione. Oh, ma te stai qua e fischi! Fischia quello lì giù! Oh, ma come funziona? Ma come fai a fischiare 100 metri? Oh, fischia quello e questo no! Ma questi sono matti, oh, devo fare uscire il cazzo! Questo sta qua non dice niente quello che sta dicendo! La pallonata! La pallonata! Miro! Miro! Ivan, piano pallonata, Ivan, più stretto, più stretto. La conclusione di Eusepi, alta, sopra la traversa. Pallone in avanti, Brunetti di testa, poi ci prova Mirante con una conclusione dalla lunghissima distanza. Rimessa laterale per il Footballate, alla battuta Forconi, poi Eusepi prolunga di testa sullo scarico di Tortosa, prova a tenere la manovra Vittorini che però sbaglia, allora Codignoli va addirittura in porta. Conclusione velleitaria, non si era accorto di non essere marcato il numero 7 del CJ che è in vantaggio quando è in corso il 9° minuto del match. Forconi, Eusepi, Natalucci prolunga per Vittorini che mette verso il centro, Palma liscia, arriva Tortosa dall'altra parte, Starace rientra su di lui, Tortosa va via, poi commette anche un fallo su Alessio Starace. Ottimo tatticamente nel recuperare la posizione in questa circostanza e non permettere la giocata a Simone Starace, costretto poi al fallo
Pallone in avanti a cercare Giuliani, troppo alto però. Forconi va lungo con i piedi, pallone che attraversa la linea laterale del campo, rimessa laterale per il CJ. Giuliani, poi il tocco di testa di T6, Starace ci prova, pallone che accarezza il palo e termina sul fondo. Natalucci, Tortosa, si fa vedere Forconi sul lato di destra, c'è spazio per il numero 2 che poi scarica ancora su Tortosa, vince un rimpallo con Codignoli, c'è anche un fallo del numero 7 in maglia nera. Oh, il laterale ha spostata. Simo, prendi la pallonata, Simo, la pallonata. Oh, Mancino, andate più verso destra. Sul punto di battuta il neoentrato Figura che va col mancino a giro, conclusione non troppo distante dalla porta difesa da Boni. Porcacchi alza la testa, va a lungo, Giuliani riesce a girarsi, trova T6, disturbato il numero 6 del CJ, attenzione a Tortosa che recupera il pallone su un avversario, ora va a scaricare su Eusepi che pensa alla botta, Murato però ancora un rimpallo che favorisce Eusepi, poi Palma prova a combattere, si tratta anzi no di Vittorini, alla fine arriva a Codignoli senza Fronzoli ad allontanare e la rimessa sarà anche per il CJ perché c'è stata una deviazione. Dunque rimessa laterale già battuta con Codignoli che apre il gioco su Mirante, va via Mirante a Figura, prova la botta col mancino alta sopra la traversa, la sua conclusione. Già secondo tentativo dalla lunghissima distanza per il numero 74 Simone Mirante, mentre in questo momento riparte il Football 8 col colpo di testa di Tortosa in avanti. Eusepi prova a recuperare la sfera su Perucca, va a servire poi Tortosa che scarica in favore di Natalucci, pallone in verticale, la copre Vittorini, attaccato da Porcacchia, si gira bene Vittorini che poi lascia il carico della botta a Eusepi che sfiora il palo con un mancino secco. Lungo Codignoli, Giuliani di testa, ottima sponda per Alessio Starace che non trova il rimbalzo giusto per colpire questo pallone, conclusione abbondantemente alta sopra la traversa. Figura prova ad andare via ma Mirante lo chiude, possibilità allora per Starace, chiuso da Forconi con un fallo però. Mirante e Giuliani sul punto di battuta. Mirante la finta, Giuliani e la risposta di D'Angelo. Tiro comunque centrale. Risposto presente però il numero 1 del Football 8, ora Eusepi intercetta un pallone giocato in avanti da Porcacchia, possibilità allora di girarsi per Vittorini che va in avanti, allarga poi dall'altra parte per Tortosa che alza la testa, chiude l'1-2. Vittorini chiuso, possibilità di ripartenza per il CJ, Codignoli va in avanti, Giuliani può scaricare, allarga ora su Starace che va col destro a giro, blocca D'Angelo. Perde un altro pallone il Football 8, allora ancora Giuliani, stavolta ci prova dalla lunghissima distanza.
chiama in causa D'Angelo, che comunque risponde bloccando questo tiro. Forconi. Eusepi va a giocare con Brunetti, scusate. Pallone in verticale. Figura, prova ad andare, ma capisce tutto Mirante che lo ferma. C'è spazio per il numero 74 che prova a liberare il mancino. In due tempi. D'Angelo che poi riesce a tenere il pallone al di qua della linea di porta. Ancora che c'è fame. Vittorini. Eusepi riesce a far passare questo pallone. Arriva Natalucci che controlla, scarica il destro. E la grandissima risposta di Boni che mette in corner. Partita accesissima la Stella Azzurra. Ivan, accorciata la mano, bambè, accorcia il limite. Tortosa all'indietro, figura, tiro deviato, ancora corner. Ivan, di là, in fascia di là. Quello buono. Tortosa gioca indietro per Eusepi, che controlla, non se la sente di andare in avanti, preferisce scaricare su Natalucci. Poi Vittorini prova a mandare questo pallone verso il centro, c'è una deviazione, guadagna un calcio d'angolo. Marchiamo! Figura va a corto per Vittorini, che riesce anche a girarsi, poi raddoppio di Starace che gli sottrae la sfera. Perucca in avanti. Vai, sali un po', Non la controlla Giuliani. Sali, vai, go. Vai, Alessio, vieni, vai. Eusepi. Forconi, ancora Andrea Eusepi. Va col mancino dall'altra parte del campo. Perucca col petto. Fa la sponda per Boni. Ora Mirante. Lungo con l'esterno. Giuliani controlla, prova a giocare di sponda. L'uscita di D'Angelo. Eusepi scarica. Natalucci. Non trova Tortosa sulla sua verticale. Rimessa laterale per la formazione ospite. Perucca va ad incaricarsi della battuta. Trova Giuliani. Attaccato ora da Brunetti. Riesce a guadagnare la sfera T6, ma c'era stato un fallo ai danni di Brunetti. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Football 8 Roma Nord, quando è stato chiamato un time out. Si può riprendere dunque col calcio di punizione in favore del Football 8. Pallone in avanti, recuperato dalla difesa in maglia nera. Mirante va in verticale. Giuliani prova a girarsi, ce la fa. Poi calcia col mancino. Vicino a un gol splendido Ivan Giuliani. Natalucci sbaglia il tocco. Allora possibilità per Alessio Starace che cerca la botta. D'Angelo riesce a tenere lì il pallone. Stava per dare l'impressione di non bloccarla. Giuliani chiaramente come un avvoltoio era lì in agguato. Figura, ora può avanzare, attaccato da Codignoli. Calcio di punizione. Punizione battuta veloce. Eusepi calcia, porcacchia, ci mette il piede. Mirante allontana. Giuliani prova a controllare, attaccato, tutto regolare. Allora Eusepi alza un campanile, il colpo di testa di porcacchia. Ancora Eusepi. Vittorini torna sul destro, calcia e sfiora il palo con un gran destro. Grande conclusione di Manuel Vittorini. Mirante. Perucca in verticale. Natalucci in anticipo. Giuliani gli tocca la sfera in fallo laterale. Eusepi scarica. D'Angelo si prende qualche rischio, poi riesce ad allontanare. Prova a tenerla Vittorini, scusate. Nulla di fatto, tutto regolare
per il direttore di gara, può ripartire il CJ. Codignoli in avanti, colpetto Figura in modo falloso secondo il direttore di gara. Dai il fischietto a 5 che sta a male, no? Dopo vanno a mangiare una pizza insieme, che ne so. Punizione battuta corto, Giuliani va, D'Angelo la para ma la sfera rimane lì, arriva Alessio Starace ed è 2-0 per il CJ al 20° del primo tempo, il gol di Alessio Starace. (2-0) CJ, gara equilibrata, ma Footballate che paga qualche errore difensivo. Ora Eusepi cerca fortuna nella metà campo avversaria, ora Natalucci in verticale per Vittorini che ha la possibilità di girarsi, calcia, conclusione respinta, poi ancora Vittorini, ma in uscita Boni fa sua la sfera. Ecco Mirante. Codignoli, Porcacchia va a lungo, c'è T6 che può controllare, poi in verticale cerca Alessio Starace, la copertura di Forconi è provvidenziale, mette in corner il numero 2, angolo per il CJ. T6 alla battuta, Porcacchia di testa, vicino al terzo gol il CJ. Figura, va via, la mette dentro col mancino. Interviene Boni dopo il tocco di Porcacchia, se non erro. Mirante, Codignoli, T6 allarga per Perucca che alza la testa, rientra sul proprio piede, va a ricominciare da Boni, può gestire con più calma ora il CJ. Porcacchia in avanti, Giuliani gioca di sponda con Mirante, va via Mirante che poi col mancino colpisce il palo, clamoroso. Pallone ancora vivo per Giuliani, ma c'è stato un fallo. Eusepi in avanti, Vittorini scarica, ancora il capitano, cerca nuovamente il 10 che prova a girarsi, trova un varco per Tortosa, pallone leggermente lungo, interviene Boni che blocca. T6, andrà Boni dal fondo, alza la testa Porcacchia, Codignoli, Mirante va verso il centro, pallone alto per Giuliani, non ci arriva sul secondo palo Perucca, rimessa per il Footballate già battuta con Tortosa che subisce un fallo e guadagna un calcio di punizione, battuto in avanti verso Vittorini che non controlla, ma questo favorisce Tortosa che scarica ancora su Vittorini. Boni ci mette una mano, riesce a parare. Starace punta Figura, arriva il raddoppio di Eusepi, ma c'è un fallo. L'anno prossimo che stanno a 23 solo per te. Mino, 23 solo per te al CG l'anno prossimo, Va a battere Mirante col mancino, pallone che passa, il colpo di testa sulla linea. Provvidenziale il salvataggio di Figura, di Natalucci anzi.
poi Tortosa non riesce a coprire la rimessa laterale che è ancora del CJ. Pallone in avanti per Alessio Starace che rientra sul mancino ma perde il contatto con la sfera. Perucca la mette giù, prova a girarsi, non riesce a servire T6, può ripartire il Football 8 con Figura che alza la testa, trova Tortosa dall'altra parte, verso il centro, non ci arriva Vittorini per una questione di centimetri e finisce qui il primo tempo. Football 8 Roma Nord 0, CJ 2. Può riprendere il gioco alla Stella Azzurra per il secondo tempo di Football 8 Roma Nord CJ, gara valida per il 26esimo turno del campionato di Serie A della Lega Calcio 8. Abbiamo assistito a un primo tempo intenso e divertente, CJ in vantaggio per 2-0, secondo tempo che vedrà i padroni di casa andare alla ricerca di almeno un gol per riaprire la gara. Tortosa si trova ora sull'out di sinistra, fa partire un traversone, il petto di Mirante e la parata di Boni. Codignoli alza la testa, trova Giuliani che di testa prova a giocare verso il centro, non c'è nessuno dei suoi compagni però pronto ad approfittare di questo suggerimento al centro dell'area. Figura contro Codignoli, l'arbitro fischia, calcio di punizione in favore del Football 8. Eusepi sul punto di battuta va a giocare dall'altra parte verso Simone Tortosa che cerca un suggerimento in verticale. Perucca si oppone ma il pallone ancora in gioco. Vittorini va verso il centro, porcacchia, allunga la gamba e fa sua questa sfera, permette la ripartenza degli ospiti, cambio di gioco che non riesce, poi Giuliani subisce un fallo da Eusepi. Danilo. Mirante o Giuliani, va Mirante, rasoterra, oh, pallone che passa e termina sul fondo. Ma lo stai guardando che fa o no? Ma che c'hai paura? Sfera recuperata da Giuliani, attenzione a Giuliani che poi alza la testa, va a calciare, si oppone Brunetti, pallone verso il centro, il tacco di T6, blocca D'Angelo che prova a far ripartire i suoi, di testa Perucca in anticipo, poi Codignoli, gioco pericoloso su Eusepi, involontario l'intervento del numero 7 che chiede scusa al capitano del Football 8, giallo comunque giusto considerando la pericolosità dell'intervento. Questo fallo ce lo spieghi, Questo fallo ce lo spieghi, ha preso la palla. Natalucci apre dall'altra parte dove c'è Eusepi che controlla, va a mettere questo traversone sul secondo palo, Perucca di testa, allontana in fallo laterale. Figura, Natalucci, Figura, Tortosa chiude l'1-2, poi il destro di Figura, non va a buon fine, non è il suo piede, si è visto, termina sul fondo il suggerimento del numero 5, può riprendere il gioco Boni, che va a lungo con le mani. Serie di strattonate
L'arbitro sanziona quella di Brunetti, calcio di punizione. Ma vorrei fare la vita tua tutto il giorno, perché la professoressa mi fa la poteva dare 15, la pagina 15, la pagina 24, e professoressa ma a colori o in bianco e nero, questa è la cosa più difficile da fare. Prendi il palo, la traversa. Mirante Giuliani, questa volta va Giuliani che sfonda la rete e fa 3-0 CJ al sesto della ripresa. Un missile di Ivan Giuliani. Toro, bene Toro! Dai Torero! Eusepi, Tortosa 0-3 alla Stella Azzurra. Doppietta di Ivan Giuliani. Tortosa, Natalucci, il petto in anticipo di Mirante. Poi si gira benissimo il numero 14 in maglia nera Giancarlo, che riesce a scaricare verso Codignoli. Alza la testa Codignoli, va via ancora Codignoli con la punta. Sul fondo nasconde la palla quando ce l'ha tra i piedi Alessio Codignoli. Ora il numero 7 del Football 8 Rolle non arriva su questo pallone, ne ho entrato. Riprende il CJ. Boni gioca con Giancarlo. Codignoli apre il gioco, pallone che rischia di essere troppo corto. Arriva invece da Perucca che poi sbaglia il tocco. Rolle può calciare, serie di deviazioni e Vittorini deve solo correggere in rete. 1-3. Può provare a riaprirla il CJ col gol di Manuel Vittorini all'8º. Dai Dani, no, può succedere, dai! Dai Ivan, dai! Porcacchia. Pallone lungo. T6 e Tortosa a contrasto. La rimessa laterale è per il CJ. Perucca. Recupera la sfera Brunetti che prova ad avanzare palla al piede. Serve Tortosa che allarga. Ancora Simone Tortosa. Cerca un compagno. Suggerimento centrale. Mirante in anticipo. Subisce fallo da Rolle. Calcio di punizione. Mirante va a battere dall'altra parte. Non trova T6. Natalucci, Eusepi, ancora Natalucci, in verticale per Vittorini che prova a girarsi, ma c'è Porcacchia in anticipo. T6 gioca in verticale con Ivan Giuliani, attaccato da Brunetti, alla meglio questa volta il numero 6 del Football 8, costretto però a concedere la rimessa laterale agli ospiti, già battuta, pallone per Porcacchia che va in verticale, anticipo questa volta del numero 4 neoentrato Borrelli, poi il suggerimento in avanti e Vittorini si trova fuori tempo rispetto al passaggio di Eusepi. Potrà andare alla rimessa in gioco con le mani Boni. Lungo Boni
Colpo di testa di Brunetti, poi Eusepi prolunga, Perucca, Giuliani allarga sulla destra dove arriva Daniele Tisei che controlla in questo momento, cerca e trova verso il centro Giuliani che prova a chiudere il triangolo, non ci riesce, era decisamente complicato da lì non trovare un'opposizione avversaria. Tortosa in avanti, il velo di Vittorini che poi si ritrova il pallone tra i piedi, può allargare sulla destra, Borrelli scarica per Eusepi che dall'altra parte prova a servire Natalucci, l'anticipo e allora possibilità di ripartire per Giuliani contro Brunetti, Giuliani ci prova col diagonale, ha cercato una magia Ivan Giuliani, pallone terminato sul fondo. Torna di solo, di più, di solo. Bravo, ancora, di solo, segui in mezzo, sta in mezzo al campo, ci sta Riccardo, in mezzo al campo. Eccolo, sì. Cocco, abbassale, Cocco. Pallone in avanti, il petto di Vittorini che controlla. Rimessa laterale che sarà per il Football 8, no, per il CJ. Eusepi ci mette la testa, Borrelli scarica, Tortosa ricomincia, Eusepi anticipato da Codignoli, attenzione alla possibilità per il CJ, Mirante va dall'altra parte, chiude in diagonale Natalucci. Ce l'hai. Allora Eusepi avanza palla al piede, gioca con Simone Tortosa che alza la testa, si trova davanti Giancarlo, prova ad andare in verticale per Vittorini che col tacco prova a restituirgli il pallone. La chiusura ancora, Football 8 che attacca con Eusepi che mette il pallone in avanti, Perucca chiude, ma poi allontana verso nessuno dei suoi compagni, sta alzando il ritmo il Football 8 come deve fare per provare a riaprire questa gara. Pallone in avanti ancora, Vittorini la copre, prova a girarsi, porcacchia, immenso, 2 volte, va a riconquistare la sfera, poi alza la testa, può cercare il cambio di gioco che arriva in questo momento, c'è Tisei che controlla, Tisei va verso il centro invece calcia, il palo e D'Angelo gli dicono di no. Grande Dani, porco Dio. Oddio! Poi guadagna anche un calcio di punizione Daniele Tisei. Metti i Pasqualoni, oh mister, metti i Pasqualoni. Punizione battuta verso il centro, pallone potente che passa, poi viene deviato, Natalucci non allontana, prova a giocare palla a terra, scambia con Eusepi, lo scarico di Eusepi, Natalucci questa volta allontana per non prendere rischi sul pressing avversario, pallone che è buono per Eusepi che va dall'altra parte, il controllo di Borrelli che cerca ancora Eusepi ma viene chiuso, Perucca allontana, possibilità per Mirante, 3 contro 3 ma Mirante non riesce a tenere questo pallone in campo, sarà rimessa laterale per il Football 8. Mirante, bravo Tiso, suo stop, Natalucci di testa, ce l'hai. Grande Cignac. lo scarico di Eusepi, Valla più. Fallo giocare. Brunetti, Tortosa, Natalucci, Vittorini, scusate, va via di Vittorini sul mancino, ancora Vittorini, tiro deviato che termina alto sopra la traversa, è il più pericoloso dei suoi Manuel Vittorini. Tortosa all'indietro, Natalucci calcia, pallone che gira ma non si abbassa, abbondantemente alto sopra la traversa il suo tentativo. Dai Cocco bello, Cocco fresco. Vai vicino al bomber, che arriva là. Dai Cocco, non ti fermare, dai Ale. Perucca in verticale, ci arriva Giuliani che non riesce a controllare, può ripartire Brunetti che trova in verticale Rolle, il sombrello di Rolle che va via, poi in gioco pericoloso Porcacchia, calcio di punizione per il Football 8. Quanto manca?
seconda, Quanti sono? 100 metri? Dai Leo, bene Leo, dagli piena pallonata. Righi, scala qua. Tocca Tortosa, va Vittorini, che finta di calciare, poi va col mancino, conclusione deviata in corner. Oh, marchiamo bene. Ivan, 8, questo, bravo Ivan. Tortosa alla battuta, sul secondo palo, Rolle prova a rimetterla verso il centro. Pallone che sfila sul fondo. Boni con le mani, Natalucci di testa, tocco centrale che favorisce però Giuliani che prova a girarsi ma viene chiuso. Allora Tortosa, Eusepi, Borrelli. Bravo Ivan, vieni. Apre Eusepi per Natalucci, pallone difficile da controllare, ce la fa il numero 15 che poi subisce anche un fallo e dunque potrà favorire di un calcio di punizione già battuto con Tortosa che è andato a giocare da Eusepi, conclusione deviata da Perucca. Poi il colpo di testa di Brunetti, quello di Borrelli, allontana Mirante ed Eusepi chiude in fallo laterale. Pallone orizzontale per Perucca che lo aspetta, arriva prima di lui Tortosa e il numero 16 va a commettere un fallo ai danni di Simone Tortosa. C'è anche il giallo per Perucca. Oh, bene, 3 pure, pure 3, Dai, Ivan, una mano. Guardiamo l'Ovidi pure, Ivan, guardiamo l'Ovidi. Più stretto, Righi, la pallonata, più stretto. Vai davanti, Dani. Capite, Dani, ci arriva a lui. La pallonata, Dani. Va Eusepi. Rasoterra, respinto dalla barriera. Natalucci controlla. Codignoli torna su di lui e gli sottrae la sfera. Attenzione alla possibilità di contropiede per il CJ con Codignoli che avanza. Pall'uno contro uno proprio con Natalucci. Mette verso il centro, ma chiude Brunetti. Che poi esce palla al piede. Va dall'altra parte dove trova un compagno che prova ad andare in avanti chiuso. Si trattava di Vittorini. Possibilità allora di avanzare per Giancarlo. Va Giancarlo con la punta. Calcia di pochissimo sul fondo. Bravo Dirichi. Colpo di testa. Poi Giuliani prova a controllare. Brunetti su di lui, commette un fallo l'attaccante del CJ. 3 minuti, dai che ce l'hai. Punizione per il Football 8 con Tortosa che avanza. Preso Ivan, preso Football 8 in possesso con Eusepi. Alza la testa, Brunetti che va dall'altra parte. Natalucci non riesce a colpire di testa e c'è un time out per il CJ. Poco meno di 7 minuti alla fine della gara. CJ che controlla per 3-1 sul Football 8 Roma Nord. Natalucci, Eusepi, Tortosa elude l'anticipo di Perucca, ma commette fallo. Ponte di Tortosa, che poi ha qualcosa da dire all'arbitro e si prende il cartellino giallo. Boni tocca per Porcacchia che alza la testa e va in verticale. Pallone controllato da Giuliani che si gira, la grande risposta coi piedi di D'Angelo. Natalucci cerca ancora un suggerimento in avanti, chiuso. Allora Giuliani, c'è Tisei dall'altra parte, viene servito Tisei col diagonale sul fondo. Recuperi da qua, Tiso.
Dentro al campo, un mezzo, abbassati. Grande Tiso, là. Stretto Cocco, stretto. Natalucci va al cambio di gioco. Nera. Borrelli non riesce ad arrivare su questo pallone, sarà rimessa dal fondo per il CJ. Ha dato? Veloce Danilo ha fatto i piedi, no? Sopra i piedi. Dai, Gesù. Pallone in avanti, ancora giocato. Natalucci in anticipo. Codignoli arriva prima di Eusepi. Lotta tra i centrali di centrocampo con il fallo commesso dal capitano del Football 8. Mirante col mancino, pallone sul secondo palo, lungo per tutti. Stretto, Tiso, non mollavo, Tiso. D'Angelo gioca corto. Brunetti, Tortosa. Seguilo, Tiso, vieni basso, segui questo. Così. Brunetti, Va bene. Bravo, Rolle. Allarga su Tortosa. Deve ricominciare però da Brunetti. Andrea Eusepi controlla, dall'altra parte c'è Natalucci che rientra sul destro, prova direttamente a calciare, nessuna deviazione, direttamente sul fondo il destro di Natalucci. Concesso veramente poco e nulla negli ultimi 16 metri il CJ. Pallone in avanti che passa, facile da controllare per D'Angelo. Natalucci in avanti, colpo di testa di Perucca. Giuliani ancora con la testa, prova a tenerla in gioco. Borrelli copre la rimessa laterale Va a recuperare. e c'è ancora un time out. Rimessa laterale per il Football 8 con Brunetti che va in avanti, Rolle prolunga, pallone controllato da Vittorini che prova a girarsi, spalla alla porta il numero 10, sono in 3 su di lui, allarga su Rolle che prova a mettere il traversone, guadagna un corner il numero 7 del Football 8 Roma Nord. Calcio d'angolo, battuto da figura sul secondo palo, c'è Natalucci col destro, colpisce in pieno Codignoli, poi Brunetti la tiene in gioco, la copre Palma che poi non ci arriva più, rimessa dal fondo. Grande Toro. Boni con le mani, il petto di Giancarlo che poi va a commettere un'irregolarità ai danni di un avversario. Stretto. Eusepi alza la testa e va a battere verso Natalucci che controlla e scarica verso Vittorini che gioca ancora su Eusepi, il destro di Eusepi, la risposta di Boni in corner. Andiamo, fuori, Ivan. Natalucci verso il centro, il colpo di testa di Codignoli ad allontanare. È arrivato un fischio da parte del direttore di gara per un fallo ai danni del portiere del CJ Boni che è ancora a terra. Si è rialzato in questo momento, sembra essere tutto a posto per l'estremo difensore. Hai sbagliato, punto, Codignò. Laterale nera, oh. No, è rossa, niente. Natalucci non tiene il pallone in gioco. Se una Palma che controlla, prova ad andare sul mancino, si defila Palma, arriva su di lui Porcacchia, Palma prova comunque ad andare via, diventano 3 gli uomini da superare, troppi. Guadagna comunque una rimessa laterale, o almeno così sembrava. L'ultimo tocco è stato però in realtà il suo e dunque la rimessa è per il CJ che dunque è a pochi secondi ormai dalla vittoria.
pallone in avanti, Vittorini controlla, prova a girarsi, poi la perde. Giancarlo attaccato, prova ad andare via, viene fermato, pallone buono per Eusepi che calcia con la punta e colpisce un palo, clamoroso Andrea Eusepi. Anche un po' di sfortuna per il Footballetti, che comunque ha avuto grosse occasioni solo dalla distanza, grazie alla solidità della difesa guidata da Porcacchia. E ora è arrivato anche il triplice fischio. Il CJ batte il Footballetti Roma Nord qui alla Stella Azzurra per 3-1 e sale a quota 55 in classifica.